Il modo in cui chiami le cose è il modo in cui inevitabilmente finisci per trattarle, perché sono i nomi che indicano quello che ci si aspetta dalle persone. Le donne chiamate in certi modi devono obbedire a determinate funzioni. All'interno di un sistema patriarcale dove il dislivello di potere è esercitato attraverso le funzioni, chiamare le donne col nome di quello che dovrebbero fare significa trasmettere loro che non possono fare altro. Quindi faremo un po' un'analisi soprattutto del linguaggio mediatico, cioè come i titoli dei giornali, i media in generale raccontano le donne, portano avanti quindi la narrazione collettiva, pubblica, rafforzando i pregiudizi e servendosene, e quanto sia importante rompere questa catena di parole che ci inchioda ai ruoli.